A seguito di specifica richiesta da parte del presidente dell'Assemblea territoriale idrica di Agrigento, Giovanni Cirillo, nonché sindaco di Montallegro, la giunta di governo regionale con delibera dell'8 agosto ha approvato la rimodulazione finanziaria dell'asse 2 del POC Sicilia 1420, nell'ambito della quale è inserita la somma di 23.935.806,81 euro per la copertura finanziaria del progetto Conoscenza, Digitalizzazione, Mappatura, distrettualizzazione e ottimizzazione delle reti idriche con il recupero delle perdite e la sostituzione misuratori di volumi di utenza nel territorio del lato Agrigento 9, che consente di completare gli interventi appaltati e in corso di esecuzione relativi alla ristrutturazione e ottimizzazione delle reti idriche dei comuni di Grotte, Porto Empedocle, Racalmuto, Villafranca Sicula, Ravanusa, Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini e di appaltare i lavori di razionalizzazione del sistema idrico del comune di Canicattì. Il presidente del Lati di Agrigento esprime pertanto piena soddisfazione per il risultato raggiunto, che consentirà di migliorare sensibilmente l'efficienza del servizio e di recuperare significative perdite idriche nell'ambito territoriale di Agrigento.